Va ora in onda La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con Il Sussidiario TV, presenta La chiusura delle borse di oggi. Buonasera, bentrovati. Veniamo all'aggiornamento sui mercati. Partiamo oltreoceano, Wall Street, andamento negativo, una percentuale del meno 0,77%, una quota punti di 6.555, 45.810 è la quota punti per Dow Jones, anche in questo caso la percentuale rossa, meno 0,45%, meno 0,97 per Nasdaq con una quota punti di 24.118. Russell 2461,56 meno 1,33%. Vediamo il VIX, l'indice della volatilità, altresì detto indice della paura, 25,5, percentuale verde 6,20%. Valutario dollaro 99,5, euro dollaro 1,15, sterlina dollaro 1,33. Veniamo a vedere le materie prime. Partiamo dal petrolio, 97 i dollari al barile, l'oro al momento non cresce, meno 1,60%. Siamo a 4.576 dollari all'oncia. Per i titoli di Stato vediamo BTP Bund 91,110, parentesi sulle criptovalute, Bitcoin 69.903 dollari, 2.136 sono i dollari per Ethereum. Sono le 17.31, si sono quindi concluse da un minuto le contrattazioni in piazza affari in questo venerdì 20 marzo. Vediamo come si chiude questa giornata. Si chiude con una prevalenza di un colore che è il rosso. Vediamo gli indici uno a uno, partiamo proprio da quello di casa nostra. Piazza affari chiude così, 42.927 la quota punti, meno 1,77 la percentuale, meno 1,86% per il mercato francese con una quota punti di 7.662. Per Ibex 35, 16.673 la quota punti per il mercato spagnolo, meno 1,37 la percentuale. Meno 1,94% per il mercato tedesco, 22.397 la quota punti per il DAX. Spostiamoci a vedere UK 100, 9.917 come quota, meno 1,45 come percentuale. Salutiamoci vedendo lo Stoxx 50 che racconta i 50 principali titoli europei, ci dà una percezione rispetto alla giornata, effettivamente ci dice questo, ci dice che si chiude in modo negativo, meno 1,92% e con una quota punti di 5.506. E questi gli aggiornamenti, vi ringrazio, vi auguro una buona serata. Avete ascoltato La